Adesso c'è la Patti. La Patti? La Patti Bravo. Ma non me lo direttamente da Sanremo. Ecco. Arriva, però guarda che è suscettibile. Andiamo via. Andiamo via, che sennò si arrabbia. Via. Vuole tutto libero. Vai. Patti Bravo. Alla porta sarà il solito scocciatore della domenica, ma no, tu non ti muovere, che stai benissimo su di me. 20 minuti d'amore e sentire alla televisione di questa economia. Mi vuoi o vuoi un altro caffè? Dicevi non si può e poi sei qui da me. Alla porta. Grazie come fate. E adesso Gianni Natale, volevo togliermi la parrucca di Patti. E... Bene, buonasera. Oh, la Martorella Anna! E benvenuti da Mini Carlucci. Dammi la Carlucci. Senti, grazie. No, Mini Carlucci è senza parrucca. Certo. È senza parrucca. Che dire che il ballo è bellissimo. Il ballo è fusione chimica e attrazione fisica. Il ballo è tutto. Bene, a Ballando con le Stelle, volete ballare ragazzi? È bellissimo. A Ballando con le Stelle sono venuti molti ballerini. Anche molti non ballerini, come Tiberio Timperi. Beh, che dire, Tiberio Timperi bello è bello, ma balla come un albero abbattuto. Sì. E poi c'era Orietta Berti che non paga l'ICI ma risulta al catasto come immobile. Sì. E poi c'era anche Stefano Masciarelli al mio programma Ballando con le Stelle. Stefano Masciarelli si è scatenato più che sulla pista, sulla pasta. Che dire. Bene, a questo punto però passerei subito la linea al nostro ex sindaco Iervolino, che ha qualcosa da dire. Buonasera a tutti i telespettatori, a questo pubblico fantastico. Volevo solo dire una cosa, che io come donna e come politico metto l'uomo al centro dei miei interessi e verso l'uomo e verso il giovane io tendo le mani. Non sia mai ne acchiappo qualcuno, ma è difficile. L'altro giorno, caro Gianni Nazzaro, stavo flirtando al telefono con un operatore ecologico, un monezzaro per intenderci. Ecco, quello che capita. A un certo punto gli ho detto, io con un fare molto intimo, gli ho detto, caro, ma quanti anni mi dai? E lui invece con un modo di fare un po' rude mi ha risposto, perché non ti bastano che le tieni? Sono veramente
guarda, sono rimasta così male. Poi dice, bisogna pensare al problema dei rifiuti. Ma chi rifiuta? Magari ci casca, non ci casca nessuno. Comunque, concludo con la preghiera della zittella. Signore, non chiedo nulla per me stessa, ma mando un cognato a mia sorella. Grazie mille, un bacione a tutti e un saluto adesso da Loredana, che è venuta a fare un salutino anche a Gianni Nazzaro, a Elena Pressi, a Tiziana Rivela e a tutti quanti, perché poi sono suoi colleghi, giusto? È vero, sono i miei colleghi. Allora, io sono venuta qui questa sera perché volevo salutare tutti, almeno qua posso cantare. Sono 30 anni che io faccio televisione, canto, ma non mi fa cantare nessuno. Allora, sai dove canto? Io voglio cantare e dormire, ma non mi fanno né dormire né cantare. Io voglio dormire negli alberghi, quando c'è il concerto, io vado a dormire e mi porto gli auricolari, quelli che si usano per cantare, io me li metto come tappi nelle orecchie. Poi arriva l'impresario e comincia a bussare alla porta. Dice, Loredana, devi venire a cantare perché c'è il concerto. E invece voglio dormire. Non ci troviamo mai. Quando voglio dormire mi vogliono far cantare e viceversa. Poi dice che mi voglio suicidare. E certo, ma come mi suicido? Con racchettate in testa, che è l'unica cosa che mi ha lasciato quello screanzato De Borg. Un bacione a tutti. Amore, ciao. Ciao, grazie. Santa Martorella!